Oggi ho deciso di degustare con te un durello del Veneto dell'azienda agricola Tonello. Personalmente ho conosciuto il signor Antonio ed è una persona davvero molto squisita e ho oggi il piacere e l'onore di aprire una delle sue bottiglie che ho acquistato qualche tempo fa presso la sua cantina. Questo vino è un IGT e viene prodotto con uve Durella, che è un vitigno autoctono che viene coltivato sia nel Veronese che nel Vicentino. Ma ora andiamo ad aprirla perché sono davvero curioso. Andiamo subito a degustarlo. Colore decisamente un giallo paglierino, bello limpido, luminoso. A naso non ha un bouquet molto ampio, però è predominante davvero la mela e anche il tiglio. In bocca è morbido e delicato, davvero piacevole. Abbinamento con questo prodotto ti dico un risotto con una mantecatura predominante con il formaggio oppure un bollito con carni lesse. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.